Non sentirà niente. Sarà come se fosse addormentato. Anestetico, per favore. Questo nuovo anestetico decelera le pulsazioni. Dobbiamo operare prima che il ritmo cardiaco torni normale. Bisturi. Abbiamo ospiti e mia moglie non mi perdonerebbe mai se arrivassi in ritardo. Professore? Sì? Mi scusi, c'è il commissario Scott che le vuole parlare. Lo faccio accomodare. Come sta, ispettore? Professore, crede che quel poveretto se la caverà? Era una brutta ferita. Ho fatto tutto il possibile per salvarlo. Non ci resta che sperare per il meglio. Grazie, professore. Buonanotte, ispettore. Se il professore ha fatto il possibile per salvarlo, puoi stare tranquilla. Vedrai che tuo padre guarirà. Buonasera, professore. Buonasera. Marta. Dica. Per favore, avvisi mia moglie che sono molto stanco e che sono salito in camera mia. Di sopra è tutto pronto, professore. Grazie, Marta. Prego di scusarmi, ma mi sento un po' stanca. Ah, siamo noi che ci scusiamo. Arrivederla. Abbiamo abusato della sua cortesia. A presto, cara. Buonasera. 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 Arrivederci. Arrivederla. Buonasera. A presto. Signora. Buonasera. Arrivederla. Buonasera.
Grazie, dottore, lei ha compiuto un miracolo. No, è solo la scienza che suo padre deve ringraziare. È una grande vittoria, professore. Non sarà un miracolo, ma ne ha tutte le caratteristiche. Il corpo umano è geloso dei suoi segreti. Si è perduto tanto tempo nel tentativo di analizzare l'anima, mentre la parte materiale del nostro essere è tuttora un universo sconosciuto. Se lei non avesse rallentato l'attività cardiaca, il paziente non sarebbe sopravvissuto a un intervento così vicino al cuore. Non lo so. È evidente che il mio anestetico rallenta la dinamica generale dell'organismo. Professore, il paziente è già in sala operatoria. Bene. Margareta! 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 No! Cosa?
Portateli giù. Va bene. La carrozza è alla porta. Grazie, Marta. È proprio deciso, professore? Sì, Marta, ormai ho deciso. Ho già dato le dimissioni dalla clinica. Qui tutto mi ricorda Margaret. Tutto quanto. Abbia cura lei, Marta, della casa. Senz'altro. Arrivederci. Arrivederla. A proposito, abbia cura del gatto. Jezebel, stia tranquillo. Arrivederci. Spero che tu sia felice nella mia casa. Caro, sarò felice ovunque, purché tu stia con me. Dovremmo essere arrivati. Domattina porterete il resto dei bagagli. A voi. Grazie, signore. Vieni, cara. La natura è una grande tiranna. Le sono bastati pochi anni per dare al giardino questo aspetto selvaggio. Guarda, c'è una luce a quella finestra. Chi può essere? Deve essere Marta, la mia governante. Oh, che lampi! Presto entriamo in casa. Aspetta un momento, cara. Ora faccio un po' di luce. Marta? Marta? Che temporale. È il suo ritratto. Sì, è lei. Vieni, tesoro, vieni. Siediti. Aspettami qui, vado a chiamare Marta. Marta! Non lasciarmi sola, ti prego, Bernie. Stai tranquilla, Cinzia. Oh, è Jezebel. Che paura mi ha fatto. Jezebel, Jezebel, vieni qua, su. Si è inselvatichito anche lui. Oh, buonasera, Marta.
Bentornato, professore. Questa è mia moglie Cinzia. Ti presento Marta, la mia governante. Molto piacere. Mi scusi il disordine, ho avuto appena il tempo di mettere in ordine le stanze di sopra. Ah, Vi ho preparato qualcosa da mangiare. grazie, devi essere affamata, cara. No, sono solo stanca. Allora, se crede, accompagnerò subito la signora nella sua stanza. Che cos'è? Niente, signora, è mia sorella. In questi anni l'ho tenuta con me, ma domani la riporterò in ospedale. È malata di mente. Va bene. Vieni, cara, su. Ora saliamo. Ma perché Marta mi guarda in un modo così strano? No, Marta può sembrare strana, ma è molto buona. Vieni, cara. Questa è la tua camera. Quando sarà acceso il gas sarà molto più allegra. È bellissima. Era questa la sua stanza? Sì. Perdonami, ma questa casa mi dà una strana sensazione. Non so, mi sento un'estranea. Sento che tutto mi è ostile. Perfino il gatto. Sei solo un po' stanca. Vedrai, domani sarà tutto diverso. Sì, certo. Dunque, Marta ti porterà la valigia e se hai bisogno di qualcosa, il campanello è accanto al letto. Grazie. Buonanotte, amore. Buonanotte.
Bernard, sei tu? Buongiorno, mia cara. Buongiorno. Sediamoci. Che cos'hai, Cinzia? Non ho dormito bene. E come mai? Tu non hai sentito niente questa notte? No, niente. Dopo che tu sei uscito, qualcuno ha tentato di entrare nella mia stanza. Ma è assurdo, cara, non vedo chi abbia potuto farlo. Non lo so, ho sentito dei passi e ho visto girare la maniglia. Cinzia, tu eri molto stanca ieri sera, forse l'hai soltanto immaginato. Ma no, c'era qualcuno fuori dalla porta, ne sono sicura. Sono sciocchezze, Cinzia. La mia camera è accanto alla tua, io non ho sentito nulla. Mi dispiace, cara, ma tornare alla vecchia clinica dopo tanti anni mi ha reso un po' nervoso, perdonami. Che c'è? C'è un infermiere della clinica, un certo Franz, desidera parlarle urgentemente. Scusami, tesoro. Devo correre in ospedale più tardi, cara. Siamo invitati a teatro stasera, non ho potuto esimermi. Passerò a prenderti alle 8. Sì. La sua camera è di sopra. Perché questa porta è chiusa? È stata sempre chiusa. Veramente interessante. Ah, sì, è stata un'esecuzione davvero stupenda. Veramente. Trovo che ha messo veramente in rilievo il romanticismo dell'opera. Sì, un'esecuzione stupenda, davvero. Lei non non trova trova? anche lei che è stata un'esecuzione sì, grandiosa? come le dimensioni della soprano. Professore, la chiamano urgentemente dalla clinica. Ti prego di scusarmi, ho una chiamata urgente dalla clinica, devo andare. Vuole riaccompagnare lei mia moglie e poi raggiungermi in clinica? Certo, A più professore. tardi, cara. A più tardi. Prego. Ero a Vienna quando ho saputo che suo marito aveva ripreso il suo posto qui. Mi sono fatto trasferire immediatamente. I suoi esperimenti mi hanno sempre interessato moltissimo. Oh, vedo che anche per lei la medicina ha il fascino di una bella donna. A Vienna ho studiato con il professor Freud, un medico di grande ingegno. Lo ha sentito nominare? No. Prima ammiravo il professor Bernard, adesso lo invidio. Grazie.
Spero di non averla annoiata. Oh, no, dottore, tutt'altro. Lei permette che l'accompagni in casa? No, grazie, è meglio di no. Mio marito la sta aspettando in clinica, ricorda? Buonanotte. Buonanotte. La morte ti prenderà nel sonno. Nel sonno. Un sonno profondo come la morte. Un sonno eterno come la morte. Come la morte. Come la morte. Come la Ah, è lei. Ho sentito dei rumori e sono venuta a vedere. La prego, mi faccia luce fino in casa. Venga. Può andare adesso. Vuol portare via il gatto? Bene. Senta, Marta, fino a quando sua sorella rimarrà presso di lei? Mia sorella? È entrata in una clinica fuori città ieri sera. È invecchiato. Non è più quello di una volta. L'ha lasciata morire. Perché non ha usato il suo anestetico? Forse l'avrebbe salvata. No, non userò mai più quell'anestetico. Non è ancora perfezionato. Può essere fatale.
Professore, desidera qualcosa? No, non posso sbagliare, Bernard, ne sono sicura. Ti dico che è così. L'ho visto solo per un istante, ma la paura che ne ho provato l'ha scolpito nella mia mente. Ma tutto questo è ridicolo. Tesoro, fin da quando ti ho conosciuta tu non sei mai stata bene. Lo shock per la morte di tuo padre aveva scosso il tuo sistema nervoso. E da quando lasciasti la clinica non ti sei mai rimessa completamente. Lo so che sembra assurdo, ma l'ho visto davvero, credimi. Sono quasi morta dallo spavento. Ti ho aspettato tutta la notte, ma non ti ho sentito rientrare. Sono tornata molto tardi. Bernard, tutti questi ritratti di lei anche qui, nella tua camera. Oh, lo so, caro, che tu l'adoravi. Ma ti prego, cerca di capire. Ovunque io vada, i suoi occhi sembrano seguirmi e spiare le mie mosse. Non pensarci. Devo andare. Per favore, Cinzia, ricorda che quando non sono in casa voglio che nessuno entri in questa camera. Ci vediamo a cena. Buongiorno, signora. Buongiorno. A cosa devo questa visita? Devo parlare con suo marito. Bernard è uscito, è una cosa urgente? No, niente di urgente. Prego, si accomodi. Grazie. Si trova bene qui a Londra? Qualcosa non va? Dottore, lei crede nei fantasmi? No, certo. Neanch'io, fino a ieri. Da quando sono in questa casa, io vivo nel terrore e ho cominciato a crederci. Stanotte ho visto con i miei occhi l'orlo di un vestito e degli stivaletti. Ma che dice? Non è possibile. Avrà avuto un'allucinazione. So che lei non può credermi, ma le sto dicendo la verità. Kurt, secondo lei, mio marito non è un po' strano? Beh, quanto può esserlo un uomo d'ingegno? Perché me lo chiede? Oh, nulla, solo una sciocca idea. Gradisce qualcosa da bere? No, grazie. Devo tornare in clinica. Ad ogni modo, Cinzia, se posso esserle utile in qualche cosa, la prego, conti pure su di me. Grazie, Kurt. Arrivederci.
Credo che dovrò tornare in clinica. Devi veramente andare, caro. Sì, ho dei pazienti gravi, devo passare a visitarli prima di notte. Sei così cambiato. Sento di non significare più niente per te, Bernard. Forse è stato un errore portarmi qui. Oh, sciocchezze, mia cara. Sono solo un po' nervoso. Le mie mani non sono più abili come una volta. Non tornare troppo tardi. Ho paura a restar sola. Vuoi che chieda a Marta di dormire con te stanotte? No, Marta no. Preferisco restare sola. Va bene, cara, come vuoi. Torna presto. Ti aspetterò sveglia. Allora, quando rincaserò, passerò a darti la buonanotte. Professor Bernard. Cosa c'è, dottor Love? Niente. Faccio il turno di guardia stanotte. Ho sentito dei rumori, ma non pensavo che fosse lei. Oh, io volevo soltanto controllare lo stato di coagulazione. Avrebbe potuto chiamarmi. L'avrei aiutata. Non sapevo che fosse di turno stanotte. Comunque, non è urgente. Andiamo, usciamo di qui.
Ero passato a darti la buonanotte. Dove sei stata? Marta non ha detto la verità sulla partenza della sorella. È ancora qui. L'hai veduta? Sì, sono scesa in giardino e l'ho vista dalla finestra, ma soltanto di spalle. È strano. E un'altra cosa, Bernard. Dove dà quella porta? Quale porta? Quella laggiù, con il grande specchio. È il mio vecchio laboratorio, vorrei che restasse chiusa. Bernard, qualcosa è cambiato da quando siamo qui. Perché non lasciamo questa casa domani stesso? Ho lasciato questa casa già una volta e me ne rammarico ancora oggi. Non chiedermelo più. Buonanotte. Deve essere svenuta. Presto, mi aiuti.
Continuate con lo stesso trattamento. Si è ferito, professore? È stato Jezebel, il mio gatto. Professore. Sì, Franz. Professore, la sala operatoria è pronta. Ah, bene, faccia portare giù il paziente. Prepari il plasma per la trasfusione e metta a punto l'anestetico. Io scendo tra poco. Qualcosa non va, professore. Lei avrà già capito di che si tratta. Mia moglie. Sua moglie? Sì. Quando la conobbi era appunto sotto cura per un grave stato di shock. Me ne innamorai subito e ho cercato di convincermi che fosse completamente guarita. A me è sembrata abbastanza equilibrata. Un po' impressionabile, forse. Ora le è venuta la fissazione che io non la ami, che sia ancora innamorato della mia prima moglie e che il fantasma di Margareta la stia perseguitando. La colpa è sua, professore. È mia? Sì. Sua moglie si sente un'estranea in quella casa e il fatto che lei abbia voluto che tutto restasse come era le fa credere che lei ami ancora l'altra. Cinzia la sente viva, rivale, e il suo subconscio dà corpo a questo dubbio. Ma questo è assurdo. Cosa c'è di male ad aver portato Cinzia in quella casa? È un luogo pieno di memorie per me e non tutte piacevoli, glielo assicuro. Ma non posso fuggire tutta la vita. Forse basterebbe che lei cambiasse casa. Può darsi. Come stai, cara? Come ti senti? Dove mi trovo? Che cosa mi è capitato? Niente, mia cara. Ma da qualche giorno non stai molto bene. Anche stanotte sei svenuta. Guarda in che stato eri. No, non è possibile. Come prevedevo, i tuoi nervi hanno ceduto di nuovo. Comunque, non ti preoccupare. Passerà presto.
Ecco, mia cara, bevi questo, ti farà dormire. Ecco, brava. E ora farai un lungo sonno, vedrai. Sì, ho già tanto sonno, tanto sonno. Marta, non disturbi mia moglie. Sta dormendo. Marta, forse è meglio che lei lasci la casa per qualche giorno. Comprende, vero? Potrà riprendere il suo lavoro la prossima settimana. Come desidera, professore. E voglio dirle che non dimenticherò mai quello che ha fatto per me e per la mia povera moglie. Professore, professore. Eh? Ah. Professore, Sì? c'è Franz. Ah. Franz, ha trovato la borsa con i ferri? Non c'era nessuno in casa. Non c'era nessuno. Ne è certo. Non c'era nessuno. Ho suonato il campanello, ho fatto il giro della casa dall'esterno. Ho chiamato, ma nessuno mi ha risposto. Scusi, professore, forse sua moglie sarà andata a fare 2 passi. Ma non esce mai di casa da sola. Devo correre a vedere se c'è qualche cosa che non va. Lei mi capisce, vero? La prego, prenda il mio posto. Cinzia. Nell'attimo in cui mi ha tolto gli occhi di dosso, ho versato il latte in un vaso di fiori. Si calmi, Cinzia. Se suo marito... Ma non crederà davvero che... Io non lo so. Non so cosa credere, Kurt, e ho soltanto lei che mi può aiutare. Lo capisce? Solamente lei può farlo. Sì, Cinzia. L'altra notte mi sono svegliata in un luogo orribile e c'era Bernard che mi guardava con gli occhi di un mostro. A un tratto ho sentito alla gola le sue mani che mi stringevano, mi stringevano. Poi non mi ricordo più niente. Devo essere svenuta. E poi? Nulla. Stamani, quando mi sono svegliata, c'era Bernard che era lì a guardarmi. È andata a prendere quel bicchiere di latte. Io ho finto di berlo e di addormentarmi.
Lo farò analizzare e se risulterà essere soltanto latte si convincerà dell'assurdità dei suoi sospetti. Intanto cerchi di mantenersi calma. Col tempo queste allucinazioni spariranno. Sì, lo so che sembrano reali. Cinzia, ero in ansia per te. Che cosa fa lei qui? Sua moglie era venuta a cercarla, professore. Mi sono permesso di trattenerla. Ah, grazie. Cara, credo sia meglio tornare a casa. Andiamo, Cinzia. Dov'è Marta? L'ho mandata via. L'hai licenziata? Sì. Non credevo ti dispiacesse. Credevo ti facesse piacere. C'è una concentrazione tossica sufficiente ad ammazzare un cavallo. Ne è sicuro? Ho fatto 3 analisi diverse e tutte hanno dato lo stesso risultato. Forse quel latte doveva servire ad addormentare qualcuno, ma si sarebbe trattato sicuramente di un sonno eterno. Ma allora, Cinzia, Dio mio, fa che non sia tardi.
No, non riuscirai a fuggire. Io ti seppellirò viva, come fui sepolta viva io 12 anni fa. Hai cercato di portarmi via Berna e morirai. Margareta. Tutto tornerà come un tempo. Ti restituirò la tua bellezza con questo sangue giovane. Sì, uccidila, uccidila! In lei tu cercavi me, soltanto me. Bernard! No! 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 Fermo! Grazie, Kurt, grazie. Ti devo la vita. Sei salva, Cinzia. Il passato sta bruciando e l'incubo è finito ormai.